Adesso è il momento di far entrare il nostro inviato d'eccezione, Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Buonasera G-Max. Ciao a tutti quanti. Ciao. Abbiamo anche Bradley in miniatura. Vabbè, dovrebbe essere veramente un programma serio. Senti, dove sei stato questa settimana? Che hai fatto? Questa settimana sono andato a teatro. A teatro? Teatro, sì. Io ho questa passione del teatro. G-Max, io ti conosco. No, aspetta. Tu sei andato a teatro? Sì. Perché? Bravo, bravo. Ma no, Vinicio, aspetta. Io teatro no, perché poi proprio... Vinicio è pure a teatro in questo periodo. Cioè, sì. però no, aspetta. Tu sei andato a teatro di tua spontanea volontà. Ma era aperto il teatro? Certo, era, sì, no, era, sì, era aperto, perché mi fate... Perché io non sono ci andato a credo. teatro, come no? No, non ci credo perché... Perché non so tipo da teatro io ora. No, anche perché io ho un filmato di un'altra troupe che mi dimostra che tu non sei andato a teatro spontaneamente. In che senso? Vuoi vedere davvero in che senso? Fammelo vedere. Sei pronto a fare la figuraccia? Dai. Dai. Ma tu stai? Ma tu stava sul palco. Vincenzo! Oh, Vince? oh, C'è nessuno in casa? ma chi è? E so G-Max, Vince! Oh, scusa, Gimma, aspetta che apro. E che apri? Che qui c'è una porta. No, Oh! io non apro le porte. Io apro direttamente i palazzi, senza offesa. Come stai? stai? Bene. Grande. Senti, Lo so, sei venuto qui... per CD mi dovevi dare... T'ho Hanno prestato... chiuso mo il camerino, che purtroppo sto per andare in scena. Mannaggia, ti ho portato tutto. Rocco Anda, Ice Cube, Pablo Kenny, Clementino. Pure Clementino. Pure. Dove ce l'hai? In camerino. Mannaggia. Vabbè, facciamo una cosa. Sì. Aspetta un momento, ti guardi un momento Ma lo io devo spettacolo. andare via, Vincenzo, sono de Ma dove vedi fretta. lo spettacolo? Ti vedi lo spettacolo? Spettacolo, mazza. Perché fai sta faccia? No, dico... Lo spettacolo teatrale, è una commedia. L'ho scritta io. Fa ride? Certo, che fa piangere? Ma che ne so? Certo che fa ridere. Di che parla? E di che lo vuoi sapere già? Non te lo vuoi vedere? Vabbè, anticipa. Beh, è una commedia che parla di una cosa un po' psicanalitica, perché io, insomma, il rapporto tra un uomo e il suo... Che? Il suo... Suo che? Come posso dire? L'inquilino del piano di sotto, come posso dire? Lui si fa chiamare Tronchetto della felicità. Chiamami Tronchetto della felicità! Tu sei il portatore del tronchetto? No, io sono il tronchetto. Ah, proprio in Sì, perché persona? il tronchetto è la parte migliore del maschio. Certo. Quindi io sono il tronchetto di un signore che si chiama, un piccolo impiegato delle manifatture di tabacco, che si chiama Rocco Pellecchia, già il nome e tutto il programma, che sta da solo in casa, guarda che casa di una malinconia allucinante, il 14 di agosto. Il 14 di agosto si sente una voce, poi si presenta questo signore vestito in maniera abbastanza vistosa, che sono io, e gli dice appunto io sono il tuo. E me ne sono andato. Ti dice, se tu impari di nuovo a sorprendermi, a desiderare, ad avere passioni, io magari torno con te. Che bello, allora vabbè, mi piazzo lì. Piazzate là. Se vediamo dopo, Vabbè, dopo. Grande Vi. Salutami a Marco. Grande. Salutami tutti. Ciao ragazzi. Vabbè, mi avete fregato, mi avete buggerato, però poi alla fine sono rimasto, ho riso tantissimo, fighissimo, grande Salemme, sogni e bisogni, fino al 25 qui a Roma, poi dopo va a Napoli, quindi grande successo, andatela a vedere. Sosteniamo il teatro, ricordiamo Grande. che anche Vinicio è a teatro in questo periodo. Quando è che parte la gatta sul tetto che scotta? Siamo a Siena fino a domenica, da martedì 20 fino al 25 siamo al Teatro La Pergola di Firenze, sarà la prima nazionale, e poi verremo a Roma, eccetera, al Teatro Diana di Napoli ad aprile. Quindi seguiamo, abbiamo altri attori teatrali, perché insomma, anzi, ricordiamo. Tra l'altro con Vinicio siamo conosciuti in un'esperienza teatrale con il maestro 2008. Ronconi nel 2008, un'esperienza...